Benvenuto in studio al capitano di corvetta Angelo Tisei. Buongiorno comandante. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Comandante Tisei, che si occupa, è il capo del quarto ufficio del Genio Militare della Marina di Taranto, si occupa di infrastrutture, in particolare del Ponte Girevole, corretto? Certo. Bene, allora oggi parleremo proprio del Ponte Girevole, parleremo in realtà non solo della sua storia, che in parte abbiamo già scoperto nelle scorse settimane, ma parleremo dei progetti futuri, perché a breve, udite e udite, ci saranno grandi e importanti novità che riguardano proprio il simbolo, se vogliamo, ecco, della città di Taranto. Una piccola nota storica: il Ponte Girevole, come molti sanno, risale al 1858, ma nella forma attuale, diciamo, risale al 1874, quando l'ingegnere Alfredo Cottrau, brillante generale progettista di opere in ferro, di cui ricordiamo anche la Galleria Umberto I di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, insomma realizzò il ponte come lo conosciamo oggi. A breve il nostro ponte avrà importanti novità, però partiamo dal presente, comandante. Ecco, cerchiamo di capire e di raccontare a chi ci ascolta un aspetto. È una struttura che non solo collega la parte nuova alla parte vecchia, ma è quella che permette, diciamo, alle navi della Marina e non solo di transitare in canale. Ha bisogno di tanta manutenzione. Chi si occupa del nostro Ponte Girevole? Allora, per quanto riguarda il Ponte Girevole di Taranto, io sono a capo di un team costituito da 5 squadre, costituite da 36 persone. Sono 2 squadre che si alternano al giorno, quindi con turni di 12 ore, ed eseguono queste 6 persone, questi 6 tecnici al giorno, delle manutenzioni ordinarie del Ponte Girevole, essenzialmente sulla parte tecnologica del Ponte Girevole, perché come ben sappiamo il Ponte Girevole è costituito sia dalla struttura metallica che dall'impianto di automazione, e queste 6 persone intervengono tramite schede su interventi che vengono effettuati giornalmente. Cioè, quindi vanno lì e controllano, diciamo, che i parametri, non so, di oscillazione o altro siano, immagino, e tutta la parte idraulica, quella che poi permette, no, al ponte di girare, sia in qualche modo tutto a posto, tutto in regola. Certo. Okay. E dopo c'è un report che mi viene fatto giornalmente, atto a valutare appunto le caratteristiche del ponte che siano efficienti. Chi sono queste persone? Sono dipendenti civili, mi pare di capire, della Marina Militare, che certo. stanno lì magari da tanti anni, quindi diciamo è un po' come i guardiani del faro, se vogliamo, no? Quindi sono persone che in qualche modo sono quasi cresciute insieme al Ponte Girevole. Sì, sono dipendenti civili quindi del Ministero della Difesa. Ci sono persone che da più di 20 anni che lavorano al Ponte Girevole, e le persone più anziane, le più qualificate, sono i capi delle unità operative, quindi a capo di ogni singola squadra. Loro praticamente, quindi dicevamo, fanno delle misurazioni quasi quotidiane per andare a valutare lo stato di salute del ponte. No, sono delle misurazioni che vengono effettuate quotidianamente. Ok. Hanno tutta una serie di interventi da eseguire giornalmente che mi vengono riportati. Sono quelli che, per capirci, diciamo, quelle che io o tanti altri tarantini vediamo in quei gabbiotti sotto, cioè tra il ponte e il canale navigabile, quando ci passo sopra. Certo, quelle più che gabbiotti, diciamo che sono le camere di manovra, cioè quelle sono le apparecchiature tecnologiche che ci permettono di movimentare il ponte e quindi di monitorare tutte quelle che sono i valori e le caratteristiche tecniche del ponte. Allora, devo dire che adesso ho svelato finalmente un mistero della mia vita, perché mi sono sempre, avevo immaginato che insomma quello fosse il luogo in cui veniva manovrato il ponte, però sai, tante volte passi e dici: ma quelli che ci fanno tutti sempre là? E invece, ecco, sono quelli che gestiscono, governano, se vogliamo, il ponte. Cominciamo invece magari a parlare del futuro, perché, comandante Tisei, il nostro ponte si prepara a possiamo definirla una nuova vita? Credo che sia la prima nuova vita del Ponte Girevole di Taranto. Cominciamo ad accennare di che si tratta, ecco, vediamo un po'. Si parla di un progetto importante dove la Marina Militare sta veicolando un'importante spesa per il Ponte Girevole e quindi per il futuro del Ponte Girevole, con una ristrutturazione importante del Ponte Girevole esistente. Una strutturazione importante l'abbiamo vista intorno alla metà degli anni '80, io me lo ricordo che ero bambino. Parliamo di un progetto di questa portata o di qualcosa in più? No, stiamo parlando di un progetto più importante, perché si legherà a tutta una serie di interventi anche con il Comune di Taranto per il nuovo
parco automezzi che avrà a breve. Ponte sta per vivere una nuova vita. Sì, una nuova vita, diciamo la prima nuova vita, come ho detto prima, perché sarà oggetto di importanti interventi, più importanti interventi eseguiti dal ponte dal secolo scorso, quindi stiamo parlando di interventi che non varieranno la parte metallica, la parte sottostante, ma ci sarà un cambiamento in quello che è l'aspetto funzionale resta quello dell'apertura come infrastruttura strategica per permettere appunto l'ingresso e l'uscita delle navi dal canale navigabile, però cambierà l'aspetto, cioè l'aspetto esteriore nella parte soprastante. Sì, diciamo. della parte soprastante. Okay. Questo perché? Allora, innanzitutto facciamo così, andiamo per gradi. Quando cominceranno questi nuovi lavori del ponte girevole? I lavori dovranno iniziare presumibilmente a giugno dell'anno prossimo, del 2023. Ora ci troviamo nella seconda fase progettuale, nella progettazione definitiva, e successivamente, entro il termine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, arriveremo alla progettazione esecutiva, quindi i dettagli ultimi di quello che sarà il ponte. E quanto dureranno questi lavori? I lavori dureranno presumibilmente un anno e saranno dei lavori importanti che permetteranno quindi a questa importante infrastruttura di essere trasformare in grado di sostenere soprattutto, diciamo, quelli i nuovi mezzi di cui il comune si doterà attraverso i progetti delle BREF. Sarà tutto green, e quindi questo, per riportare alla mente di qualcuno che è un po' più giovane come me, ci riporterà per un bel po' di mesi negli anni 80. Non so quanti di voi lo ricordano, ma negli anni 80 c'era Gisberto se lo ricorda, perché insomma ha qualche mese in più di me, diciamo, non molto. Vi ricordate, c'era noi la chiamavamo la passerella, in realtà come si chiama, comandante? Si chiama Ponte di Barche. Ponte di Barche, che andava dalla discesa Vasto alla rampa Leonardo da Vinci, diciamo giù alla banchina torpediniere, certo. Ed era praticamente l'alternativa al ponte girevole, che in quel momento negli anni 80 e nell'85 era sotto lavori. Vivremo praticamente la stessa condizione. Sì, ritorneremo diciamo al secolo scorso, ma per un breve periodo di tempo, il tempo di movimentare il ponte, quindi il ponte sarà tolto, i due bracci del ponte saranno rimossi dai piani di manovra sui quali insiste, sarà portato in officina, sarà ristrutturato con operazioni importanti e successivamente sarà rimesso al suo posto con tutte le prove tecniche che normalmente si fanno prima del collaudo finale. Lei ci sta dicendo che a un certo punto vedremo un canale navigabile, la città di Taranto, senza una parte del ponte. Sì, il ponte verrà tolto. Smontato. Sì, l'operazione si chiama scavallatura, quindi il ponte sarà scavallato, rimosso, portato in un'officina specializzata e successivamente sarà rimesso al suo posto. Incredibile, io non vedo l'ora di assistere alle operazioni di scavallatura, ecco, per essere certo. tecnico. Cioè, immaginate una bestia come metà del ponte girevole che viene smontato, immagino messo su una struttura, una piattaforma che dovrà poi trasportarlo via mare nell'arsenale. Sì, ci sarà un pontone che verrà portato in corrispondenza del canale navigabile a mezzeria del canale navigabile, sarà portato verso il basso, quindi ogni singolo braccio, e sarà portato via in officina. Io ho un milione di domande. Allora, diciamo, partiamo. Con che cosa si smonta una belva come, insomma, a metà del ponte girevole? Allora, consideriamo che sarà un intervento molto importante, e quindi ci sarà non solo un pontone, ma ci sarà una gru che mi permetterà quindi di rimuovere il pontone e portarlo nella parte bassa. Quindi stiamo parlando di un intervento, cioè forse l'unico in Italia di questa importanza. Non c'è dubbio, è sicuramente l'unico nella vita del ponte girevole fino ad ora, dal 1858 o dal 1874, a seconda, diciamo, delle fasi di vita che consideriamo del ponte, non è mai stato smontato. Certo, non è stato mai smontato, e questo è
l'intervento, diciamo, che darà nuova linfa a Taranto, perché come sappiamo il Castello Aragonese è un'infrastruttura strategica che rappresenta Taranto. È incredibile, io davvero sono particolarmente spaventato dal fatto che abitando in centro, ecco, sarà praticamente un delirio probabilmente quel periodo, però sinceramente io non vedo l'ora di vivere un momento come questo insomma, quindi il ponte viene smontato pezzo pezzo, in due pezzi, portato in officina, risistemato e poi insomma cominciano le prove. Ecco, quel nuovo ponte, che ponte sarà? Sarà un nuovo ponte con un aspetto che è un ponte 4.0, perché sarà costituito essenzialmente non solo dal metallo esistente, ma la parte superiore, quindi quella maggiormente visibile, sarà costituita da materiali green, proprio per adeguarci a quelli che sono i dettami del Ministero della Transizione Ecologica, e quindi avremo un nuovo ponte con un nuovo aspetto. Non ci sarà quella struttura metallica, diciamo non prettamente essenziale, se vogliamo chiamarla così, diciamo. Sì, sarà più artistico, diciamo. Mamma mia, io già me lo figuro. Ovviamente sarà tutto diverso da come lo immagino io, però non importa, sarà bello comunque. Un'ultima domanda, comandante Tisei, e poi davvero smetto perché altrimenti andrei a fiume per ore. C'è Valentina che mi fa dei gesti dall'altra parte, ma io non riesco a capirla. Sarà più largo il ponte? No, immagino che manterrà le stesse strutture, le stesse dimensioni, o sarà più largo? Allora, presumibilmente potrebbe essere più largo, perché avremo una parte pedonale più importante, però questi dettami tecnici li sapremo a seguito della progettazione esecutiva. Ecco, diciamo, esaurita la curiosità di Valentina, che secondo me avrebbe altre domande, no? Ho un'ultima davvero domanda. L'ipotesi di questo ponte delle barche è diciamo, l'alternativa definitiva, o c'è la possibilità che si studino altre soluzioni per risolvere, diciamo, durante quel periodo la viabilità di Taranto? Diciamo che la situazione più semplice è costo-efficacia, cioè voglio dire, con un ottimo rapporto costo-efficacia per quanto riguarda quello che sarà un intervento alternativo sul piano viario della città. A tutt'oggi è questa la soluzione che adotteremo. Però i dettami tecnici, come ripeto, saranno definiti nell'ultima fase progettuale. Breve, sì. Benissimo, noi sicuramente continueremo a seguire questa storia, continueremo a raccontarla, anzi ufficialmente invitiamo nuovamente già il comandante Tisei a tornare non appena, diciamo, avremo la progettazione esecutiva e sapremo quale sarà il futuro del ponte girevole. Grazie per essere stato con noi, comandante, grazie per averci raccontato, insomma, in anteprima, in esclusiva, questa nuova storia, questa nuova vita del ponte girevole. Grazie a lei e a tutti, saluto tutti i radio